Buonasera a tutti e benchi a Tascun. Novis, la nostra regione è un pass dalla zona sale. Dentro le settimane l'ultimo parametri che è l'occupazione dei malati di Covid in aris medicis al passerà il sogliar di guardie. Alle c'è anche la diti il presidente regione Massimiliano Fedriga, confermante che aveva anticipato Telefriuli in te di spassaz. La zona sale va in davanti Fedriga ha previsto misure anche tant continuudis in tant che un passaggio in zone arancina sarebbe drammatico per l'economia e è una situazione che non può dire e non vindi permetti. Fedriga, dopo la fatto riferimento anche a c'è tanto che da ora succede in Austria, non può dire fa pagare il presito di eventuali nuovi sceradis ai vaccinati alla ditta che hanno difficoltà di finduzze stesse che gli altri partecipanti alle campagne de vaccine. E sono 150 voti i pazienti ricoverati in tesaris medicis con Covid o patologie leadis a infezione. 30 i paesi differenze a pet de quote dal 15% di occupazione che porta resa nelle regioni in zone sale. 23 investiti pazienti ricoverati in che altri reparti. In tes ultime 24 ore sono 379 finus infezioni su 3.150 voti tampons molecolari, con un tasso di positività dall'11,24% e di 6.466 provis antigenichis. 2 i decessi, una femmina di 95 anni di Monfalcone e una di 85 anni di Gurizze. Maxi operazione de procure di Turin contro i gruppi No Pass e Novax e le fake news tra gruppi Facebook e chat Telegram. A son 17 persone indagate, tutti a fare parte del gruppo conoscerat Vonde Dittature. A sono stati fatti perquisizioni in diverse città d'Italia, tra questi Santi Trieste e Pordenone. I indagati sburtavano i membri del gruppo, più di 40.000, all'uso delle armi contro i fuarci dall'ordine, medici, scienziati, giornalisti e altri personaggi pubblici accusati di sottanamento e collaborazionismo. Sono accusati di istigazione a delinquere con l'aggravante dall'uso di strumenti informatici. Minacce di morte al colpisce e muse le compagne per ennesime volte che si acclama i carabiniers. Le è capitata a Pasian di Prat, là che una giovane di 21 anni è stata aggredita dal convivente, un giovane di 20 anni che anche davanti ai militari l'ha minacciato la femmina di morte. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti infame con lesioni personali e minacce se è stato portato ai prigioni di Udine. Pure queste mattine in te gallerie Tors, in tal comune di Rigulate, di lungo le strade regionali Reginte 55. Mi è pesante la pierdula chiame di legnami, intanto che passava il tunnel, i rimorchi si ribaltati sulle strade e i troncs sono rodolati di lungo le chiaresade. Per fortuna in quel momento non ieri in daura passava qui e nessuno è stato ferito. Sul puesto sono intervenuti i carabinieri di Ford di Avoltri insieme col personale di Friuli Venezia Giulia Stradis. Quasi 105.000 nuove assunzioni in tal terziari di gennaio a settembre, fiducia in crescita das imprese e crescita di prenotazioni per stagione invernale. Alle positive il bilancio fatto di Confcommercio Friuli Venezia Giulia sul polls dal mondo del lavoro in nostra regione. Il sentimento alla sclarita Pierluigi Ascani, direttore scientifico di Format Research, dal terzo trimestre è tan vicino ai livelli prima della crisi. I richiavi delle imprese, sarà aggiuntato il presidente di Confcommercio Giovanni D'Apozzo, si confermano in riprese con un dato superiore a pette di quel medi nazionale. Il dato positivo riguarda anche il comparto turistico che al fase registra segnali che ha incoraggio in vista del stagione invernale. Si sono bierze queste mattine in tes sedis di Camere di Commercio di Pordenone Udine e de Vignesie Giulie i sportelli dedicati ai ristors, pai soci, Scopca e cooperativi operaris. Ovin voluto da un segnale alla commentato l'assessore regionale Barbara Zilli, mettente 17 milioni di euro scaleranno a coviergi il 10% des squotis dai sparagnadors di cooperativi operaris e il 25% di che di Copca. In nostra regione
regione, ha concluduto Zilli, a son pluiomancul 15.000 persone coinvolte. Progetto importante di sviluppo turistico presentata a Quile Sabide di Evolution Tourist Marketing e Turismo 85, un progetto che valorizza la unione di intendimenti tra pubbliche e private, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. È un momento importante per la nostra regione il fatto che ad Aquilea si è presentato un progetto di sviluppo turistico privato per aumentare le possibilità del territorio di essere presente dal panorama globale. È un'iniziativa di Privasca al ponte su momenti importanti delle offerte turistiche della nostra regione, quali la qualità, il territorio, l'identità e la capacità anche di innovare le offerte turistiche verso i mercati globali che a Welling aveva una possibilità di avere un territorio, di avere una popolazione, di avere un'offerta turistiche legate al territorio, legate all'identità, legate a una comunità. Qui che vivono nelle grandi città non vedo l'ora di venire qui in Friuli, perché in Friuli la chiate di tutto e ha anche un momento di ristorare il proprio spirito per essere poi preparata a affrontare le sfide del futuro. E il fatto che queste iniziative al nasci in Friuli, Aquilea, patria dal Friuli, è anche un lavoro simbolico, perché è un complemento tra il privato, le iniziative private e il pubblico che integra che iniziative private in tasso offerte turistiche. E quindi io credo che sia un modello di seguire, sia di una buone pratiche e quindi io credo che le regioni, il Consiglio regionale, di essere a fianco di chi sta perché tutti insieme a fare il bene delle nostre regioni in un momento difficile si virgina la speranza. Due mattine al Teatri Newf Juan di Udi nella inaugurazione dal 44esimo anno accademico dall'Università di Udi. In occasione il rettore Roberto Pinton ha conferito la laurea honoris causa al sottosegretario di Stato Franco Gabrielli. Al sempre più buone produttivi rapporti con il tessuto produttivo regionale, la sclarita dal palchi, il rettore Pinton, che si è concretizzato in particolare col di sviluppo de Uniu Lab Village. E anche per lo signor alle tutte, noi saltona domani, sempre a Snuvman col Vince. Mandi, arriviamo di sì.